Mi diletto circa una quindicina d'anni, ho iniziato assieme a mio fratello e poi anche qualche amico costruiamo per la regatta i fassons. I fassons sono delle tipiche imbarcazioni costruite in antichità che le usavano per la pesca delle lagune orisanesi. Avendo il materiale pronto, diciamo pulito dal seme e pelato, in una giornata, intendo una giornata, 2 persone riusciamo a metterlo su. Abbiamo intorno a queste imbarcazioni trovato delle origini tra l'Egitto e sul lago Titicaca in Perù. È una tiffa, noi lo chiamiamo feum, è un'erba prettamente palustre che cresce in acque dolci, in acque pulite e non inquinate. È un materiale molto friabile, un materiale che va raccolto, diciamo, fine estate e messo a essiccare 3-4 giorni, poi, diciamo, va lavorato, va tolto il seme, va pulito, diciamo, va pelato e poi, diciamo, va intrecciato per costruire l'imbarcazione. Questa tradizione è stata ripresa circa 34 anni fa. Dall'acqua va portata subito fuori perché altrimenti a contatto prolungato con l'acqua si inzuppa più di tanto e quindi avrebbe una vita molto corta. Hanno riscoperto queste imbarcazioni tipicamente dello stano di Santa Giusta e degli orsanesi perché si usavano in antichità. E si è creata questa regata, insomma, far riconoscere bene un po' alle persone, ai turisti specialmente, queste imbarcazioni che sono della storia del nostro paese. È il costume povero dei pescatori, diciamo che prima si utilizzava andare scalzi perché non c'erano le scarpe, non c'erano soldi per comprarli, quindi con dei pezzi di stoffa si facevano i pantaloni e chi aveva la possibilità una casacca bianca, quindi si è riprodotto questo con un pezzo di rete, poi il fiocco, diciamo, che è stata un'aggiunta per farlo un po' a festa. A Santa Giusta poi si è creata una scuola per ragazzi sia di condizione che di costruzione di queste persone. Ci sono molti ragazzi che cominciano a costruire i fassonetti piccoli, in miniatura, diciamo, di queste imbarcazioni.